Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano. Allora ragazzi, adesso voglio farvi vedere una bella cosa. Come potete vedere ho 33.000 GP che rigiocando riconquisti la possibilità di avere tanti GP e 1080 monete. Ho speso la bellezza di 8,67 €, quindi una cifra insomma per il cume abbastanza abbordabile. Cosa voglio fare? Adesso magari ho fatto la cagata della vita, forse ho capito male, però teoricamente non so se è il martedì, penso al martedì escono degli agenti speciali, che non sono, che non, è, non parliamo di James Bond o altre cose. E io da quello che leggo, io ho tre possibilità per squadra, ho Milan, Inter, Lione, che vabbè chi se ne fotte, devo che ha Lione, e Paris Saint-Germain. Per esempio l'elenco bersali, qua ci sono un po' Tony Lode, beh non c'è gente scarsa. Però io teoricamente potrei fare 3-6-9, cioè, e posso trovare tre giocatori del Milan, tre dell'Inter che vorrei fare comunque ai giocatori che mi interessano e tre del PSG. Cioè, e comunque qua mi dà solo palle nere, cioè, se questa è la cifra, ragazzi, cioè, io lo dico tranquillamente, l'altro anno avevo una full icon più tre icon in riserva, ma ragazzi, nell'arco di da settembre a luglio che ho finito di giocare, cioè, per carità, sempre tutti quanti, cioè, in un anno, diciamo, poi cioè, se hai un buon lavoro, se diciamo non hai vizi che può essere bar, discoteche, robe così, per uno che ha passione dei videogiochi può farlo tranquillamente. Però spendere 500 € in un anno con il gioco, quindi 5,89 con il gioco, perché circa quella è la cifra, per carità mi sono divertito un anno, però è sempre 600 €, cioè, ripeto, magari a me possono non pesare, però un altro anche 100 € pesano, ok? Benissimo. Cioè, qua con 8 € potrei già trovare un sacco di giocatori, cioè è chiaro che il mio obiettivo è Christoph e Romagnoli. Magari non trovo Romagnoli e Piontek, però insomma che vada, ho altri giocatori che possono far bene per la mia squadra. Per esempio, vediamo l'Internazionale, e l'Inter non è 100% però Anda, Skriniar magari, comunque sono giocatori buoni. E il PSG, no, aspetta, il PSG, cioè, Neymar non so se c'è, però ecco Mbappé, Cavani, Di Maria, Verratti, Thiago Silva, Marquinhos, ecco diciamo Mounier, Bernat, per carità, terzini adesso ne ho perché sono riuscito a trovare, ho avuto una fortuna in un pack, ho trovato Vertonghen e Kimmich, però fiori, cioè, a questa cifra, se anche ogni martedì escono robe così, cioè, si può fare iper tranquillamente. Vediamo un attimo la squadra, poi apriamo tutto. Chiaramente non hanno messo la Juve perché sennò la possibilità di trovare campioni era troppo elevata. Vedi, adesso ho Vertonghen e Kimmich, c'è avuto una bava incredibile. Come avete considerato voi, ho messo qualche preparatore al posto di giocatori che non mi servono e niente, direi che possiamo partire. Ok, andiamo. Altra cosa, c'è da dire che avere giocatori forti assolutamente non dà garanzia di vittoria. La cosa è positiva perché ho vinto con squadre superiori alle mie, però ho anche perso con squadre inferiori. Quindi ogni partita è a sé. Io direi tanto di fare quello con i GP, così vediamo qua, vediamo che abbiamo qua. Qua non è facile, però qua ho trovato Big. C'ho il Chiello, Anda, qua però non c'è Cri. Ecco, Delict non mi farebbe schifo. Qua Ronaldo non ci dovrebbe essere. Sono andato prima di trovare Ronaldo. Ah, vedi, Pionte che invece c'è in versione aggiornata, quindi un po' come l'IF, diciamo. Vabbè. Ok. Paga con GP, non monete My Club. Ok. Vediamo che troviamo qua. Io spererei, cioè, difensori secondo me sono fondamentali. Se no attaccanti, che diciamo che attaccanti non ne ho tantissimi. Ok, Italia, chiaramente. Dorata, cos'è un portiere? Yes, chi è? No, Reina! Spera, della Roma sarà nera. Pepe Reina, va bene. Traoré e Fofana, vabbè, niente di che, insomma. Però vedi, recupero resistenza, questo è importante, mi servono. Ok. Allora, agente speciale, cominciamo. Beh, ci teniamo, no dai, cominciamo dal Milan. Oh, ti prego, ho bisogno, voglio Pionte, che cazzo, mi servirebbe troppo in attacco. E vediamo se ragione io, se vedi trovi palla argento, ho sbagliato. Ok, Italia. Dai, su tre si può trovare Piontek, speriamo. No,
Ma no, il turco ho trovato, cioè proprio quello che meno volevo trovare, per carità, utilissimo per le riserve, così posso sprecare anche meno posso sprecare anche molto meno le resistenze, però proprio c'era Noglu, Dio santo. Ma, ok. Dai, voglio il polacco, cazzo. Solo 3 volte chiaramente si può fare, però secondo me Piontek sarà il più difficile da trovare. Anche Romagnolo mi farebbe schifo, eh. Mm, non credo, infatti. Ma dai. Romagnoli, bene. Bene, per il momento ho pensato Biglia. Romagnoli, questo me lo godo tantissimo. Era il secondo che volevo. E adesso manca però... Chris è duro. Però capite ragazzi, cioè con 8 euro ti arrivano tipo un po' di giocatori, cioè. Se veramente FIFA quest'anno lo userò per altre cose, probabilmente Foot sarà difficile. Ti prego Chris, ti prego Chris, ti prego Chris. L'unico decente. In attacco. Penso ancora a Romagnoli. No. Riccardo Rodriguez. Ecco questo magari il gobbo avrei evitato, però. Ottima riserva. Peccato. Sapevo che Piontek era dura. Quindi non posso più fare niente, penso. Ok, posso fare gli altri però, ok. Vabbè, siamo ancora Mbappé, non è che se trovo Mbappé mi dispero, eh. No, poi penso, no, Lukaku non mi ricordo se c'è. Vediamo. Teniamo l'Inter alla fine, che è una squadra che mi fa meno voglia, però Lione sicuramente. Dai, beh, un bel Mbappé. O l'attacco è il più difficile da migliorare, cazzo. Anche Cavani, per carità. Uno di due attaccanti almeno. Sicuramente non è Mbappé. Verratti? Verratti, vabbè. Cioè, capite quante riserve? 89. No good. Cioè, no bad, not bad. Dai, cazzo, Mbappé però un po' di... Cioè, diciamo, non ci sta andando male, però neanche... Cioè, non abbiamo quel top da urlo, non abbiamo quel cari Mbappé da venire, dai. Niente, anche questo credo non sia Mbappé. E questo vediamo. Ecco, il più scarso. Però non ti di 87 che abbiamo tutte le riserve perfette per terzino destro e sinistro. Ok. Dai, cioè comunque per quanto siano pochi sono le percentuali di trovare Mbappé e gli altri. Infatti, questo chi è Thiago Silva? No, Thiago Silva. Sì! Ma l'ultimo è arrivato, cazzo. Edinson Cavani. Non è Mbappé, però insomma, avere Cavani in attacco sicuramente ci dà un aiuto importante. Ok. Ricordo sempre 8,67, voglio essere chiaro. Ok, allora vediamo l'Inter se c'è chi c'è, perché Rico Bersaglio è un po' meno. Josh Skriniar non mi farebbe Martinez, bro. Zosensi. Mm. In realtà l'Inter... Potrei anche tenermeli a sto punto. Anche qua 2,50, ma Bah, ce li teniamo questi sinceramente. Pari per per il prossimo martedì. Se è martedì. Ok, allora vediamo un po', abbiamo tanti bei giocatorini adesso. Allora. Speriamo di farcela anche da un punto di vista gestione squadra, perché... Ok, la De Frey lo facciamo riposare anche così. Ok. È importante così non abbiamo la rottura di palle di dover usare le resistenze, le robe. Ok, Romagnoli. E Vertonghen.
Poi Robinho possiamo anche toglierlo adesso, mettiamo Cavani. E la farei così. Ok, la squadra comincia veramente a prendere forma. Verratti. Ok. Qui c'è anche De Jong. Mi sembra cosa buona e giusta. Vabbè, Cialanoglu, riservaccia proprio. Poi qua abbiamo... Qua mettiamo Riccardo Rodriguez. Così abbiamo TTD, ho il TD però mi manca. Abbiamo qua... Ecco, togliamo Modefry, Thauvin, Digno. E che gli attaccanti siamo un po' in difficoltà. C'è l'attacco il problema, è un po' che attaccante. Beh, posso inventarmi Digno. Facciamo così, abbiamo il TD, TS, DC, centrocampisti, trequartista, poi c'è che Cialanoglu che volendo può fare l'attaccante, che se va bene, insomma non è proprio una stella fiammeggiante. Ok, la squadra c'è. Adesso possiamo farlo, recupero resistenza a tutti. Ok, ne uso 6. Perfetto, la squadra c'è. Quindi li facciamo riposare, mi sembra bene. Ok, adesso che cambio due numeri poi andiamo a giocare. Ok raga, vediamo questo, c'ha sconfitta, vittoria, vittoria, pareggio, sconfitta, devo ancora pareggiare. Adesso questa è una competizione, devo fare 4 punti in 3 partite, questo è Mbappé, maledetto. Anche lui probabilmente si è preso Felice Marquinhos, Mbappé, Verratti, anche lui ha fatto così. Tierney, cazzo, beato lui. Schema squadra. Abbiamo Cialanoglu e Nainggolan in forma, però boh, c'è Cialanoglu, cioè per carità. Allora, proviamo a giocare in base all'abilità. E Nainggolan. Sì, però Nainggolan perisco. Potrei fare così. De Frey è stanco. Lui gioca a centrocampo molto fisico, Zonzi e Khedira. L'attacco fa paura però Salamba sarà durissima, cazzo. E vale anche i livelli, cazzo, i suoi livelli sono ancora livelli bassetti, eh. Vai, più si gioca, più li miglioriamo. Insomma che avevamo un avversario tosto comunque, livelli 15, 18, i panchinari, quindi mi immagino i titolari. Ok. Tanti italiani ci sono, eh. Vai. Cavani. Debutto per Edinson, per Cialanoglu, il turco 10 mi tocca mettere il turco 10 che è in forma, vediamo come gioca così li proviamo un po' tutti. Il turco. Patrizio, poi Patrick. Bravo Romagnoli, dai. Cavani. Veramente avevamo un bomber di razza pura. Diciamo non è proprio velocissimo, però si farà rispettare. Sicuramente. Bravo Naingo, Martial. Serve un altro bomber al posto di Martial. E chiediamo noi adesso il pallino. Vierà. Cavani. Aia. Aia.
Occhio, Mbappé, gol. Attaccanti troppo veloci questo. Facendo tanta fatica. Nangolan. Non male. Facciamo girare la palla. Era comunque il dominatore del centrocampo. Attenzione Cavani. Cavani! La mette Edison! La mette Edison! Ma ragazzi, quanto è bello questo PES. Quanto mi diverto, cazzo. Guardiamo il gol, bellissimo. Qua recupera Çalhanoğlu e dopo Eriksen e boom! La piazza. Ma buonissimo. Pareggio di Edinson Cavani. Romagnoli. Tutto pallone qua, eh? No. No. Non è fallo. Non è fallo e Kimmich la recupera. Kimmich la recupera. No, Mbappé, gol. Gol. Bel gol. Purtroppo bel gol. Torna in vantaggio l'avversario. Peccato quel tiro di testa di Naingo. Ma non è finita. Martial per Cavani, compagni. Ma Dio Cristo. Vieira. Ok, Vertonghen. Bravo, Kimmich la butta su. Il suo attacco fa la differenza, che per il resto siamo meglio noi. Allora, Martial fuori. Mettiamo Digno. Fuori Ciala. Dentro De Jong. Isco, ma lo facciamo riposare. Dobbiamo fare 4 punti in 2 partite, eh. Non sarà facile. Dai, Eriksen. Rigore, calcio di rigore. Che non li ho mai battuto uno, però. Eriksen. Bello. Rigore sbagliata, non li so battere. Cavani. Non ancora sulla linea. Ancora sulla linea. Quanto è fortunato. Più rigore sbagliato. Meritiamo il pareggio. Ma Dio santo. 2 salvataggi sulla linea e un rigore sbagliato. Buono. Digno. Naingo. Ancora angolo. Ancora, dai che ha paura. 83esimo. Rimessa purtroppo. Nel secondo tempo meritiamo il pareggio. Il primo tempo ha dominato lui. Nella ripresa però lo meritiamo il pareggio. È stanco, lui è stanco. Qua Tierney, nonostante la stanchezza, recupera bene su Naingo. Vieira, proviamoci, devo ancora pareggiarne una, che sia proprio questa. No, Ronaldinho mi scappa via, però comunque ce la facciamo. Digno. Nainggolan la sbaglia lo stop Naingo. Purtroppo manca poco. La sbaglia, brutto errore qua. Abbiamo ancora pochissimo, sembra che possa pagare sta cagata. Cavani.
De Jong. Digno. Niente da fare purtroppo. Un minuto. No, ma non ci credo. Vabbè. Finisce 2-1, vabbè, non importa, nessun problema. Seconda partita dura, un'occasione per perdere un tiro di Cavani e un tiro di Mbappé e basta. Allora, ho messo Digno, ma non... Ok, mettiamo il Ciala. E basta. No. Ok, speriamo che dobbiamo almeno pareggiarla per giocarci tutto nell'ultima. Insomma che partita da pareggio questa, partita molto bloccata a centrocampo. Lui ha un attacco migliore, io un centrocampo migliore. Vediamo se qualcuno prevale. Il turco. Attenzione, il turco, niente. Almeno nel gioco, turco, dai. No, che bavoso. Mamma mia, me la son vista brutta qua. Me la son vista davvero brutta. Ok. Niente. Bravo Digno. Bravo Digno. E qua Digno fa un numero da scuola, però Cavani e il cross, no, infatti. Si è visto il cross di Edinson. Mi gioca tanto su Mbappé. Ci sta salvando il culo Lloris adesso. Siamo stanchi, siamo stanchi. Ma il gobbo c'è. Buona la prestazione del gobbo alla prima. Poi il passaggio come sempre quel che è. Voglio di più da Verratti però. Il turco. Fallo sul turco, dai, va bene così. Vogliamo il primo pareggio. Punizione, il perfetto PS, le punizioni del turco sono come nella realtà. No, non ci credo. E prendo il gol alla fine. Incredibile. Non riesco a pareggiarla mai. Ai ai ai, arriva la prima volta faccio 2 sconfitte consecutive. Peccato. C'è ancora tanto da migliorare anche come giocatore. Però è stato sfortunato, veramente due partite che nessuna delle due meritavo di perdere. Un gol così. Diciamo che Mbappé fa la differenza, sì, questo devo ammetterlo. Peccato, avevo accarezzato veramente la possibilità di pareggiarla almeno, eh. È finita. Vabbè raga, è andata male, però c'è grande margine di miglioramento. Raga, sotto il comandante veneziano. Ciao!